La seconda corsa è una prova sul doppio chilometro per cavalli di 3 anni Maiden, quindi mai vincitori di una corsa nella carriera. Il favorito è il numero 4 Eppi, un figlio di Tobin Kronos interpretato da Francesco Tufano, che sostituisce l'oggi assente Maurizio Cheli. La prova comunque aperta con Enki Brown F nel ruolo di seconda forza, la femmina da Man of Many Mission e Etna Sec. La prima uscita per il training di Walter Zanetti, è la seconda forza del campo. Poi Elva Jet con Natale Cintura ed Eva Doctor con Andrea Baveresi, due soggetti molto regolari a fare da terze incomode. In una corsa che comunque è aperta a molte soluzioni, vista la poca esperienza dei partecipanti. Autostart che inizia a muoversi, andiamo a leggere il campo completo dei partenti con il numero 1 Elena Selfs, Aniello Vitaliano, 2 Enki Brown FVP dell'Annunziata, 3 Miro Jet Lorenzo Baldi, 4 Eppi Maurizio Cheli, 5 Ekar Alor Marco Volpato, 6 Elomar Antonio Greppi, in seconda fila 7 Ele Lamborghini Francesco Virzi, 8 Eiolo Vittorio Viti, 9 Elva Jet Natale Cintura, 10 Elodie RL Marco Stefani, 11 Eva Doctor Andrea Baveresi. Autostart che accelera e stacca con Enki Brown F veloce a prendere il comando nei confronti di Emiro Jet e di Eppi al largo. Poi scivola subito in quarta posizione Elva Jet dalla seconda fila, allo steccato Elena Selfs. Numero 10 Elodie RL così sulla prima curva squalificato. con Enki Brown F al comando, Eppi che prova a presentarsi al suo esterno dopo 200 metri passati in 15,8. Insiste Eppi all'attacco di Enki Brown F che accondiscendente lascia sfilare il rivale. Punta in avanti Eva Doctor dall'esterno che va a gravitare a lato di Eppi. Rimane sempre seconda allo steccato Enki Brown F, va a fare invece la seconda pariglia Elva Jet che si è spostata dai birilli. Rimane allo steccato invece Miro Jet che precede Elena Selfs, poi Ekar Alor, ancora Elomar. A chiudere ci sono Ele Lamborghini ed Eiolo. C'è stata una frazione in 15,5 per la curva di destra, ora si va abbastanza in maniera tranquilla. La retta opposta alle tribune in 15,1. Eva Doctor che ora va a sollecitare un po' Eppi, il quale che continua a gestire il ritmo, precedendo sempre Enki Brown F che è secondo alla corda, poi Emiro Jet, sempre in seconda pariglia Elva Jet. 1,17,3 il primo chilometro per l'allievo di Gianmarco Sarzetto, che continua all'avanguardia, Eva Doctor al suo esterno, Enki Brown e Elva Jet in seconda pariglia, a precedere sempre Emiro Jet ed Elomar. E così il gruppo continua senza variazioni sulla curva di destra. Eppi sempre in vantaggio con una lunghezza ora nei confronti di Eva Doctor che all'esterno ha perso qualcosina sulla curva. Elva Jet sempre in attesa in pariglia, Enki Brown F in seconda posizione allo steccato a precedere sempre Miro Jet quando si va verso il completamento del miglio e quindi 400 metri alla conclusione, 30,8 il quarto parziale, il miglio coperto in 2,3,4. Eppi sempre in vantaggio, se la deve vedere con Enki Brown F che prova a spostare dalla seconda posizione, poi Emiro Jet, il treno alla corda che viaggia bene, male quello al largo, Enki Brown che sposta all'attacco di Eppi che prova la difesa e passa però Enki Brown F che si sbarazza in breve di Eppi e se ne va verso il traguardo. Enki Brown F che domina la corsa in maniera nettissima, mentre per il secondo Emiro Jet copre completamente Eppi. 31 a chiudere il facilissimo assunto di Enki Brown F, VP dell'Annunziata Walter Zanetti per la proprietà di Gianni Marotto, la vittoria della figlia di Man of Many Mission e Etna Sec. Sorellina quindi di un certo Onesta F, il successo di Enki Brown F al secondo tentativo in carriera, la prima uscita per Walter Zanetti coglie la prima affermazione su Emiro Jet che è secondo, Eppi che è terzo.